sta? Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora ci tocca riparlare della questione della flottiglia, perché è nata obiettivamente in un clima e con dei toni farseschi. Ricordiamo un esempio su tutti: la frattura abbastanza prevedibile, diciamo, tra attivisti islamisti e attivisti LGBT, ma di ora in ora rischia di invece andare verso scenari sempre più drammatici, che qui ovviamente siamo i primi a voler vedere assolutamente scongiurati. Sì, perché la flottiglia si sta avvicinando al limite delle 150 miglia nautiche delle coste della striscia, quelle del blocco navale militare israeliano in uno scenario di guerra. Secondo le stime della nave Alpino della Marina Militare, che in questo momento la sta accompagnando, diciamo, e supportando, potrebbe arrivare in quel tratto di mare attorno alle 2 di notte. La stessa nave Alpino ha chiarito che nel caso la flottiglia oltrepassasse tale limite, la nave non la seguirà, si metterà a disposizione di chi vorrà trasferirsi a bordo per la sicurezza e per tutte le esigenze, ma sostanzialmente non asseconderà questa follia di forzare il blocco navale. Allora bisogna però un po' interrogarsi sulla ratio che muove la flottiglia o parte della flottiglia o i dirigenti della flottiglia, e fare un po' un riepilogo di alcuni momenti clou di questa vicenda. Beh, in primis c'è stato, diciamo, lo smascheramento dell'ipocrisia sugli aiuti, perché in un primo momento viene ventilata l'ipotesi: consegnateli a Israele che si occuperà della loro distribuzione. Questa ovviamente è stata esclusa a priori, perché con i malvagi sionisti, diciamo così, non bisogna avere a che fare, va bene. Poi però è arrivata l'offerta di mediazione forse più autorevole, più terza, più imparziale possibile, quella della Chiesa Cattolica attraverso il Patriarcato Latino di Gerusalemme, cioè non, come dire, degli estremisti di destra del governo Netanyahu. Il Patriarcato Cattolico, via Cipro, ha detto: è una via che noi utilizziamo in modo collaudato per far arrivare aiuto alla popolazione civile, ci offriamo assolutamente anche in questo caso di svolgere la nostra opera. No, picche. E lì è cominciata a emergere una verità fattuale: l'obiettivo della missione non sono gli aiuti umanitari, la cui quota peraltro era già ahimè irrisoria, ma è un obiettivo politico-ideologico, cioè è sostanzialmente anzitutto una missione anti-israeliana che si ha in testa di forzare il blocco. Ma oggi c'è un salto ulteriore, diciamo, nello smascheramento, in cui non siamo neanche più all'ipocrisia, siamo veramente allo sfasamento spazio-temporale, perché la notizia di oggi, come sapete tutti, è il piano di pace annunciato da Donald Trump insieme, quindi con la dichiarata convergenza di Benjamin Netanyahu, pace per il Medio Oriente e per Gaza. Quindi nelle stesse ore in cui la flottiglia ventila, speriamo di no, di forzare un blocco navale dello Stato di Israele, accusandolo di essere una entità, come dicono loro e ahimè dicono degli ayatollah iraniani, un'entità guerrafondaia e genocida che vuole andare avanti con lo sterminio a oltranza, in queste stesse ore Israele, per bocca e per presenza della sua massima autorità Benjamin Netanyahu, dichiara di condividere il piano di pace di Trump e di essere prontissima alla pace di essere pronta a implementare domattina la pace se Hamas converge, come è consigliato da tutti i grandi stati arabi. Capite che c'è uno sfasamento tra questa missione che rischia di finire troppo male e la storia che sta accadendo sotto i nostri occhi. Cioè non solo il problema non erano gli aiuti, ma allora scusate, il problema non è neanche la pace, non è neanche il benessere del popolo palestinese, che è previsto come obiettivo primario al punto 2 dei 20 che sostanziano l'accordo annunciato da Trump, no? Primo punto, deradicalizzazione, cioè cancellazione di Hamas.
e probabilmente non suona benissimo alle orecchie di alcuni membri della flottiglia, visto che l'esercito israeliano ha annunciato di aver trovato documenti che la inseriscono nella rete islamista che rimanda ad Hamas. Ma lasciamo perdere questo. Punto 2, benessere del popolo palestinese, pace e prosperità. Nelle ore in cui c'è un piano di pace annunciato dagli Stati Uniti, appoggiato da tutti gli stati arabi e chiaramente condiviso da Netanyahu, che implica, se Hamas accettasse la progressiva smobilitazione dell'esercito israeliano, che implica la dichiarazione di Israele di non volere mai occupare Gaza in futuro, che anzi in prospettiva dovrà essere sempre più condotta nell'orbita politica dell'autorità nazionale palestinese. Andare avanti in queste ore con questa follia della flottiglia, da un lato è un pericolo inutile, facciamo un appello perché questo pericolo non venga corso, dall'altro è sempre più straniante, sembra che su quelle barche si viva in un altrove rispetto alla storia che si svolge sotto i nostri occhi. Grazie a tutti, a domattina.